Tutto questo va ricordato, questa persona aveva presentato domanda d'asilo politico proprio a Trieste, nella commissione di Trieste, e quindi un risultato importante è il fatto di averlo potuto rimpatriare. Il trentenne del Tagikistan, rimpatriato dal Viminale perché affiliato all'ISIS, aveva fatto richiesta di protezione internazionale a Trieste. Era stato arrestato a Bologna lo scorso 11 aprile con la pesante accusa di appartenere a una cellula terroristica. Poi, respinta la sua domanda di protezione per manifesta infondatezza, l'uomo era stato rinchiuso al CPR di Gradisca perché considerato pericoloso per la sicurezza nazionale. Il caso del terrorista islamico espulso dal CPR di Gradisca ancora una volta dimostra due cose. Innanzitutto che dobbiamo stare molto ma molto attenti a coloro i quali arrivano dalla rotta balcanica, dai vari flussi migratori, dal canale di Sicilia e che il governo italiano ha fatto bene a sospendere Schengen e a continuare con la sospensione di Schengen, ma dimostra anche l'utilità dei CPR, dei centri che puntualmente finiscono nell'occhio del ciclone sotto le critiche di una certa parte politica, sotto le critiche della sinistra, ma che in realtà si rivelano degli strumenti importantissimi per garantire da una parte di poter espellere in tempi celeri i clandestini sul territorio nazionale, dall'altra parte anche su casi limite come questo caso, di poter agire celermente garantendo la sicurezza nazionale.